vediamo un pochettino. Stiamo chiamando il signor Giuseppe. Vediamo se c'è il signor Giuseppe. Pronto? Ah, signor Giuseppe, che bello che avete risposto. Mamma mia, siete voi? Come stai? E ringrazio Anna Maron, tutto a posto. Voi? Non c'è male. Dicetemi con cose belle, che accanto sente niente più è bello in questo mondo. Niente. Lo so. Dove Che sta? dite, come state in un senso? Bene, lo so, però è un periodo proprio in generale dove non riesco a trovare proprio un motivo per dire meno Chi lo male. dite, chi lo dite. Sto proprio schifato che tutto io. Che schifo. Perché la solitudine mi fa meditare di più, è come voi quando È vero, state solo. È vero. E riesci a capire tante cose. E io perciò vi ho tante- chiamato però, perché da persona intelligente quale siete, sapete che ci sono delle, come dire, come se certe menti fossero unite e io sentivo il bisogno questa mattina di Cirilla telefonare. Non so se mi spiego, vi capita mai? Ma a me capita spesso Ecco, questa pensate a chi ha già forma di acchiappato, ma ditemi. sensibilità senza Sì, dubbio che capita sì, spesso. è vero, ma è una forma anche di telepatia, come se si dice del nostro cervello che noi ne utilizziamo solo il 3%. E io con quello 3,2% stamattina ci sta chiamando il signor Giuseppe. No, è così. Che ci diciamo a fare? Sto dicendo una sciocchezza? Dite secondo voi? No, assolutamente. Che vi devo dire? Ma per il resto, insomma, come passiamo le giornate? Giusto per... Sempre qua, chiuso dentro, ma come sa da fare? Finisce la pandemia, comincia la guerra. anche perché fa freddo e quindi a rovare. È vero, non abbiamo più purtroppo quei 20 anni che ci piaceva tanto, e che fa? Come no. Ma è così. E che facciamo però? Ma state annanzando la televisione, leggete il giornale? No, adesso per esempio stamattina mi sono nella messa. Quello è sempre buono, che con l'aiuto di nostro Signore perlomeno c'è la speranza che è l'ultimo a morire. Siete d'accordo con me? Come no. Ma a livello di cibo, che voi state mangiando? Cioè, che tipo di alimentazione state? Normalissima, la cameriera mi prepara qualcosa così quando può. E meno male che c'è sta la cameriera, ci dice la verità, qua invece e non tutti i posti, diciamo che qualcosa di buono nella vita lo abbiamo costruito, siete d'accordo con me o no? Sì. Come passate Questo. la giornata? Io vi dico la verità, mi alzo al mattino e comincio con queste telefonate, anche se c'è una protesta in atto, perché non so se avete visto che anche il telefono ormai viene utilizzato solamente per bombardare, per bersagliare. Sì, senza dubbio. In un giorno, no, a casa vostra, ma quante telefonate inutili arrivano? A me centrare telefonate, perché purtroppo chi fa ancora l'attività come me. Lo so. Ieri mattina per esempio ho ricevuto persone che tutto che dovevo uscire improvvisamente ho dovuto ricevere per forza. Lo so, vi capisco, ma come sta andando l'attività? Ha avuto anch'ella una problematica, una decurtazione? No, problemi non ne ho, perché poi d'altronde la verità con gli anni, con l'esperienza, con gli anni, insomma un po' di conoscenza c'è si è rimane acquisita, questa forma di conoscenza che viene per gli altri. Sì, è giusto. Ma poi l'avvocatura è che se tu sei a fiducia di uno difficilmente cambi, sono difficilmente cambi. Ma infatti quello è il bello di come avete costruito voi, signor Giuseppe, avvocati. Vi chiamo Giuseppe, io mi permetto perché è un fatto di confidenza. Però diciamo che è così, sono quei clienti storici che ci stanno sempre qualunque cosa succede. E la giornata invece come ha passato? Vi devo dire la verità, io sono un poco tendenzialmente depresso perché non riesco a uscire di casa e mo sto facendo questa collezione di palline. Come palline? Sì, vi spiego, praticamente mi è venuta questa passione e secondo me mi ha detto il dottore, ma vi parlo come se fossi un fratello, mi ha detto che ho una turba psichica. E praticamente i solidi geometrici, sogno spesso i solidi geometrici e sono tutti praticamente, io sono appassionato, no, anche del pensiero freudiano. Ma che attività facevi? Non ho capito, scusate. Che attività facevi? No, io stavo in casa, io ho studiato per tanti anni comunicazione, marketing. Al di là della questione che è un po' ferma la situazione, però io ho cominciato a sognare questi solidi geometrici, tutti spigolosi, i cubi, i parallelepipedi. Il dottore mi ha detto qua c'è una sola cosa da fare, ci vanno i palline, le sfere. E da quel momento dice perché tu devi avvocato che ti già dice guarda tu sei il tuo mire che hai tu per contrastare i soliti geometrici che ti sono catenate proprio ma figlia perché dice così che mi mette a dire le struzzate chi le mai tu cagate che le mai
praticamente tu devi contrastare il pensiero geometrico e sti spigoli a pigli il un pallino. cazzo. Ma chi lo sai, i pallini si rubano pure. A me già sono rotto abbastanza i pallini. Ma sento pure stesso non sa. Avvocato, guarda, ti lasci, fammi finire di dicere. Io tutti i pallini che becco, tutti i parenti mi vengono e mi portano una pallina. Non mi male, a me qualcuno mi dice non sa di giù. Bravissimo. E tutti i parenti ci sono stati. Quando è stata ieri? Quando è stata ieri? È venuto mio nipote. Io comunque ti devo lasciare perché sì, ti lascio. Volevo solo dirti che ieri è venuto mio nipote Gioacchino e mi ha portato uno Super Santos, ti ricordi? Chi è Gioacchino? Mio nipote. È venuto a casa e mi ha portato di tu. Ma tu dove stai come abitazione? No, io sto qua a via Belvedere. Dove? Via Belvedere. Al Vomero. Via Belvedere. Mi ha portato praticamente una sfera. Ma dove stai? Tu come fai di cognome, scusami? Io, francese. Francese. Non ti conosco. Lo so, però stiamo parlando fino a mo' mezzo che capire. No, ma mi sono rotto il cazzo. No, che fai? E te già dici un attimo la pallina che mi hanno buttato stamattina. La pallina con chi mi avvocato, mi hanno buttato una pallina troppo bella.